Studiamo anche scherma medievale. La scherma medievale, insieme allo studio della scherma romana che abbiamo portato avanti da circa 10 anni. Tornate indietro che non si vede. No, non possiamo avvicinarci. Venite voi vicino. Ci ha dato delle basi per poter capire più o meno come combattessero gli uomini dei bronzetti. Allora, questo è un combattimento molto elementare, però diciamo che è la nostra interpretazione, in cui lo scudo viene utilizzato per colpire. Il bastone e la mano del bastone stanno a protezione sotto comunque lo scudo. I colpi sono diretti principalmente alla testa, alla mano armata, perché se io disarmo la persona non ho bisogno di colpirlo da un'altra parte a meno che non sia la testa, e alle gambe. Infatti il bronzetto ha gli schinieri, perché quando si dà un colpo poi il colpo può scendere anche giù, perché lo scudo non è alto dalla faccia a giù, quindi quella parte rimane scoperta ed era sicuramente un bersaglio, altrimenti non gli avrebbero messo la protezione. La mano che tiene il bastone, noi utilizziamo dei bastoni, loro probabilmente utilizzavano delle spade in combattimento, ma il bastone, diciamo, è l'arma più elementare per simulare un combattimento, allenarsi, e comunque dato in testa fa molto male. Quindi vi facciamo vedere, senza troppe esagerazioni, come doveva essere questo tipo di combattimento, almeno come noi lo interpretiamo. Adesso bando alle ciance. È stata protetta dallo schiniere, un colpo che mi ha dato sulla mano che è stato protetto dal guantone, molti colpi di scudo, perché se io lo scudo lo tengo così, guardate la gamba dove è messa, immaginatevi i colpi che arrivano, allora io mi devo abbassare, se io abbasso si scopre la testa, quindi la posizione non è stupida, cioè non è fatta così a caso. Qui se lui sbaglia lo scudo gli arriva in faccia, ok? Più che l'umbone. L'umbone è quando si è a stretto contatto, cioè siamo qui, non posso fare questo, allora arriva di punta, sicuramente facevamo. Un altro scopo dell'umbone è bloccare i colpi che scendono, cioè se io sto dando un colpo, vedete dove è messo l'umbone? La mia arma si blocca sul suo scudo, non scende ai piedi, perché se non ci fosse l'umbone scivolerebbe, visto che è uno scudo tondo e piccolo, e andrebbe giù. Quindi l'umbone probabilmente, oltre che essere usato per dare colpi e per difendersi da frecce e colpi di punta, serviva, come è stato testimoniato presso altre culture, a bloccare i colpi avversari. Ma non usavano proteggere la testa, no? Non era... La testa sì, era protetta, ma noi non usiamo quel tipo di elmo, perché è molto scomodo. Le corna sono molto alte in questo tipo di elmi che abbiamo visto e sono
scomode da essere usate in combattimento, ed è un'altra testimonianza indiretta, potremmo dire, del fatto che probabilmente quegli elmi sono cerimoniali. Stesso discorso che stavamo facendo per le sacerdotesse e le presunte popolane. Quindi la dimostrazione che avete visto è un po' quello che noi riteniamo fosse il loro modo di combattere. Altre persone potrebbero obiettare, ci sono persone ad esempio che fanno altri stili di combattimento, noi facciamo scherma medievale, e che usano solo il bastone o comunque solo l'arma a una mano e non combattono così. Adesso vi facciamo vedere come abbiamo ipotizzato per l'arma singola, senza quindi l'ausilio del bastone, perché non tutti i bronzetti avevano il bastone e lo scudo, scusate. E allora lì entrano in campo tutte le protezioni: la gorgiera, perché è la parte del collo scoperta, gli spallacci, perché i colpi vengono dall'alto. La mano sinistra non è protetta perché probabilmente non era messa in mezzo, e non combattevano così, combattevano così. Però ve lo facciamo vedere. E attenzione per i bambini, perché fate molta attenzione a non lasciare i bambini correre mentre ci stiamo menando. Se il colpo arriva, viene frenato all'ultimo, perché quello li spaccherebbe. Siccome ci conosciamo da molto tempo e ci vogliamo relativamente bene, non cerchiamo di terminare il colpo. Cioè, se io sono qui tra la sua testa e il braccio, preferisco darglielo sul braccio. Questo è quanto. Spero che vi sia piaciuto e per ulteriori spiegazioni siamo disponibilissimi. Grazie.